Sulla Tasi missione compiuta per Roma. Luca Zaia ne è convinto. Il governo abbassa le gabelle nazionali ma costringe i comuni ad aumentarle. Non resta che una soluzione. Una rivoluzione, non bisogna pagare. Io dico che noi non dobbiamo più pagare le tasse. In generale dico che rispetto a queste tasse sono inique. Non sta nella Costituzione, non sta nella democrazia. È scandaloso quello che sta accadendo. Su Zaia è iniziato in questi giorni l'accerchiamento del Partito Democratico in vista delle regionali del 2015. Dopo le critiche al piano casa, a Padova nel corso di un convegno di studi del PD intitolato appunto Un nuovo inizio per il Veneto, il ministro Zanonato ha rincarato la dose di critiche e aspirazioni con il supporto del presidente del PD Gianni Cooperlo. Per Zanonato il Veneto ha grandi potenzialità, turismo, piccola e media industria, agricoltura, servizi e sanità, ma non le valorizza. Deve poter far valere questa sua grande presenza anche sotto il profilo politico. Oggi fa molta fatica perché è chiusa attorno ad alcuni vecchi slogan, l'autonomia eccetera, e non è capace di valorizzare i propri asset. Oggi la Regione Veneto conta molto poco. Beh, è bello sentire un ministro che dovrebbe darsi risposte sui pedaggi autostradali perché paghiamo tasse dappertutto, le autostrade, abbiamo disoccupati, i treni sovraffollati e tutta una serie di miriadi di problemi. Ci viene a dire che le regioni sono inutili. Dimostrino innanzitutto la loro utilità, facciano in modo che i pendolari trovino un posto a sedere quando salgono in treno, visto e considerato che i treni non sono miei, ma li gestisce direttamente il governo. Sarà, ma la Regione Veneto è vecchia e chiusa, dicono dal PD. Adotta progetti di 25 anni fa senza nemmeno portarli a termine. 2 sono le strade per il futuro. 1. Guardare all'Europa e non a un Veneto separato dall'Italia, con l'indipendenza veneta. 2. Dovremmo investire sulla città metropolitana di Venezia. L'annullamento delle elezioni regionali in Piemonte, la recente vicinanza politica con il Friuli Venezia Giulia, il ringiovanimento della struttura nazionale dell'apparato portano il neopresidente del PD Gianni Cooperlo a sbilanciarsi così in vista delle elezioni regionali 2015. Noi vinceremo e governeremo il Veneto in un modo radicalmente diverso da come è stato fatto in questi anni.